I monopattini ormai sono ovunque, ma quali regole devono rispettare? Con l'aumento della mobilità urbana, i monopattini elettrici sono diventati un mezzo di trasporto sempre più popolare. Ma quali sono le principali regole da seguire nel loro utilizzo? In Italia, i monopattini e i loro conducenti devono rispettare il codice della strada. Ad esempio, devono circolare su piste ciclabili o, in assenza, sulla carreggiata, non sul marciapiede. Devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h e di 6 km/h nelle aree pedonali. Non possono trasportare passeggeri, devono prevedere l'uso libero delle braccia e delle mani e il manubrio va tenuto sempre con entrambe le mani. Per questo è vietato l'uso del cellulare ed è consigliato di evitare gli auricolari durante la guida. Non possono assolutamente circolare contromano. Indossare il casco è raccomandato per tutti, ma è obbligatorio solo per i minori. E l'assicurazione? In Italia non è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa per uso privato dei monopattini su strade pubbliche, ma ci sono eccezioni e cambiamenti in vista, a seguito di numerosi incidenti che coinvolgono ogni giorno questi mezzi. Nel caso in cui il monopattino sia usato per finalità commerciali o noleggio, è richiesta invece una copertura assicurativa. In caso di incidenti, chi non rispetta le regole può essere soggetto a sanzioni e a responsabilità civile e penale. Ed è proprio per questo motivo che è consigliabile comunque valutare una polizza assicurativa per proteggersi da eventuali danni a terzi o responsabilità in caso di incidenti. Conoscere il codice della strada è essenziale per la sicurezza di tutti, anche in monopattino. Per maggiori informazioni, seguici sui social media.